Sandro Cupisti, una sconfitta chiude questa stagione al Paleregnani, con Reggio che obiettivamente ha giocato un po' meglio. Il Correggio è stato superiore, noi siamo andati sotto, abbiamo perso un po' la testa, abbiamo provato a rimetterla, poi dopo non ce l'avevamo più sia di testa che di resto. Comunque va bene, niente, dispiace perché siamo giunti alla fine, mi piaceva un altro epilogo di poter andare a Novara a giocarla in un'altra maniera, però andremo a Novara ugualmente per vincere, per vedere se possiamo arrivare secondi. Sì, che sarebbe un ottimo piazzamento d'onore, diciamo, e facciamo un bilancio, anche se manca una partita, tanti giocatori che sono cresciuti molto, cosa manca per l'ultimo step? Ma quello lo farà la società il prossimo anno, con il nuovo allenatore faranno una nuova squadra e nuove cose. Quello che è mancato a questa squadra era, in quel mese famoso sono successe troppe cose, secondo me gestite malissimo, però va bene, io posso solo ringraziare tutti i giocatori. Personalmente in questi 2 anni e mezzo i 4 ragazzi di Scandiano, perché poi sono 4, sono cresciuti esponenzialmente. Non voglio fare nomi uno più di un altro, però qualcuno veramente è cresciuto in maniera incredibile, questo è importante per la società, poi la società ha i suoi piani e guarderà. Mi dispiace perché insomma la volevo vedere in Serie A il prossimo anno. Ti ringraziamo, sempre molto disponibile e ti auguriamo un futuro radioso. Grazie a voi, grazie. Grazie, no, ci rivediamo.